Iniziativa dell'Accademia Michelangelo di Agrigento, cosa state facendo? Sto realizzando quello che sarà un altorilievo su questo tronco di pino che è morto per cause naturali, insomma era diventato molto pericoloso anche per le macchine e per i passanti e per i pedoni, e quindi si è deciso di realizzare appunto questa scultura grazie anche ovviamente al direttore Alfredo Prado dell'Accademia Michelangelo che sta finanziando la cosa, e quindi fondamentalmente questo è una specie di dono per i cittadini e per tutti quelli che entreranno ad Agrigento, appunto potranno vedere il lavoro fatto. C'è un'idea già, cosa vedremo da qui a poco? Quello che vedremo preferisco non dirlo perché potrebbe essere più appunto una sorpresa per chi vede, per chi guarda anche la trasmissione, per, come dire, farsi anche nascere la curiosità di venirlo a vedere di persona. E quello che posso dire è che è un qualcosa che vuole ridare dignità a questo albero, che comunque era un individuo, una pianta che è cresciuta negli anni e che le persone probabilmente erano abituate a vedere, e quindi questo si spera sarà un qualcosa che possa ricordarlo.